noi dobbiamo affrontare dei problemi che riguardano la comunità regolare presente nella nostra regione, sulla base di un giusto equilibrio tra la domanda e l'offerta, tra le esigenze reali delle nostre imprese o delle nostre famiglie, però dobbiamo anche tener conto che la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica del Veneto chiede che queste presenze siano giustificate da un contratto di lavoro. Abbiamo un obbligo di trovare un lavoro prima a quei lavoratori stranieri che in questi anni hanno perso il posto di lavoro. Perché, ripeto, questi parlano l'italiano, hanno i figli che sono nati qua, si sono già integrati e c'è l'esigenza, prima di tutto, di trovare un posto di lavoro per loro. E quindi questa è la priorità assoluta. Con i sindacati abbiamo un parere diverso che è maggioritario, è minoritario nel Paese e soprattutto nel Veneto, che non siamo d'accordo di una moratoria o di un allungamento dei permessi, perché non risolverebbe il problema e continuerebbe ad alimentare aspettative che qui si può arrivare continuamente. Invece sono d'accordo che per quelli regolari, per quelli che sono necessari veramente alla nostra comunità, devono poter avere dei permessi in tempi ragionevoli. Su questo condividiamo il loro parere.